Il trentino Matteo Nardelli del Monte Corona ha vinto il quarto Gran Premio Cialdebrente organizzato tra Sacile e Tramonti di Sopra dalla ciclistica sacilese. Nardelli, fratello d'arte, ha vinto una corsa decisa negli ultimi 7 giri del circuito ondulato a Tramonti di Sotto, dove è nata la fuga decisiva. Il Gran Premio Cialdebrente era valido quale ultima prova della Challenge Provincia di Pordenone che è stata vinta dal trevigiano Francesco Toffoli. Nell'ordine d'arrivo, Nardelli ha preceduto Nicola Genuin del Mogliano 85 Colorificio San Marco e Alessandro Bonde della Industrial Furniture Moro. La gara è partita da Sacile ed ha visto al via, nella splendida cornice di Piazza del Popolo, ben 100 atleti dei 125 iscritti. Fin dai primi chilometri i ciclisti si sono dati battaglia percorrendo le strade della Pedemontana Pordenonese fino a Magnago per poi proseguire verso la Valle Tramontina e il circuito locale di 5 km da ripetere 7 volte. I giri sono stati molto veloci e combattuti ed hanno visto solo nell'ascesa all'ultimo GPM prevalere il vincitore di giornata. Dei 100 partiti, solo 26 sono gli atleti arrivati al traguardo a dimostrare le difficoltà del percorso accentuate anche dalla calda giornata. L'evento si è poi concluso con le premiazioni presso la Proloco di Tramonti di Sopra.